Io ho sempre pensato che il raccontare storie sia una forma estrema di altruismo. Proprio la definisco come l'attività per antonomasia che ha a che fare con il dare agli altri. E non importa che, come nel mio caso, sia un mestiere, invito chiunque a raccontare agli altri, a raccontarsi agli altri, perché è una forma comunque di condivisione necessaria, nobile e vivificante, sia per chi la fa sia per chi la riceve. Ma il problema è che la paura scatta ogni qualvolta c'è un'incognita. Noi ci eravamo illusi per tanto tempo che la tecnologia ci portasse a vedere le cose tutte chiare, ci eravamo illusi che potessero non esistere incognite. E invece le incognite esistono, le incognite ci sono, ci facciamo i conti e l'unico antidoto che ci può essere è semplicemente quello di ricordarci che per fortuna, prima o poi, noi avremo un vaccino, un modo di affrontare questa insidia e quindi torneremo a uno stadio di plausibile normalità. La speranza è l'unico antidoto alla paura in questo senso.